Oggi Leonardo presenta il programma di Agrigento Capitale della Cultura con tante iniziative che voi avete organizzato e aderito. Sì, noi siamo l'unica scuola presente all'interno del dossier di Agrigento Capitale della Cultura e vogliamo esprimere con orgoglio questa opportunità che la scuola si è costruita negli ultimi 2 anni per far sentire la sua voce all'interno di un progetto importante come quello di un dossier di Capitale della Cultura. Quindi ancora una volta Leonardo si è confermato quale scuola fulcro di comunità, una scuola che è anche un laboratorio di cittadinanza attiva per i nostri ragazzi che parteciperanno attivamente e consapevolmente a tutte le attività che porteremo avanti in questo contesto, ma anche un'occasione per sviluppare quel senso di appartenenza che già è molto sentito all'interno della comunità Leonardo ed espanderlo anche alla collettività tutta. È anche un'occasione di incontro e scambio culturale perché numerose saranno le collaborazioni con le scuole del territorio ed oltre e naturalmente con enti e associazioni presenti anche nel territorio. Diciamo che riteniamo che la presenza di una scuola all'interno di un dossier di Capitale della Cultura sia un valore aggiunto per la comunità tutta, perché il nostro progetto è un progetto molto originale, è un progetto innovativo ed è anche un progetto che sicuramente porterà diciamo, i nostri ragazzi ad essere protagonisti di un'iniziativa che avrà un impatto duraturo nel tempo, che era uno peraltro dei requisiti che veniva richiesto per la partecipazione al dossier. È chiaro che la scuola si conferma, la nostra scuola in questo caso, come motore di cambiamento e di sviluppo del territorio, centro di riferimento per tante famiglie per la promozione di quell'umanesimo tecnologico che di fatto si esplicita poi in maniera incisiva sulla formazione dei nostri ragazzi attraverso i saperi e l'applicazione delle nuove tecnologie ai saperi classici. Abbiamo visto la partecipazione di tanti professori, di tanti genitori, di tante istituzioni. Ovviamente è il Leonardo che oggi si presenta all'interno del dossier di Capitale della Cultura e il Leonardo ovviamente è fatto dai genitori, dagli studenti, da tutti coloro che a vario titolo gravitano dalle autorità che oggi sono presenti anche nella doppia veste di genitori, pertanto a loro vogliamo comunicare anche diciamo, questo programma perché siamo sicuri che per tutto l'anno staranno al nostro fianco. Assessore Alfano, lei è qui per rappresentare intanto le istituzioni, ma anche come genitore? Assolutamente sì, siamo presenti come amministrazione a sostegno delle scuole dell'Agrigentino che si stanno dimostrando più che mai sensibili a portare avanti progetti di natura didattica e culturale all'interno di un anno particolare, quale è quello di Agrigento Capitale della Cultura. Il Liceo Scientifico Leonardo è tra le tante scuole che ha presentato e presenterà oggi un programma di quelle che sono le iniziative che verranno ricomprese all'interno dei 365 giorni di Capitale della Cultura. Le scuole come sempre si mostrano sensibili ed abili a cogliere l'opportunità di poter fare grande la nostra città e di poter dimostrare che la scuola, più di tante altre istituzioni della nostra terra, ha la possibilità e gli strumenti per poter dimostrare le loro qualità e le loro capacità. Avvocato Bugia, lei è presente qui anche come genitore, una valutazione sulla giornata di oggi e sui capitali Agrigento 2025. Allora, io oggi sono contento e ringrazio la Preside di avermi invitato a questa conferenza stampa di presentazione dei progetti del liceo scientifico nell'ambito di Agrigento, capitale della cultura. Sono veramente orgoglioso per 2 ordini di motivi, orgoglioso del liceo scientifico Leonardo che è una scuola sempre all'avanguardia nei progetti e orgoglioso di avere quindi nella qualità di genitore un figlio che frequenta questa scuola. Ho avuto modo di vedere nell'ambito del programma dei progetti che sono stati approvati che si parla molto delle discipline STEM. Le discipline STEM costituiscono veramente un progetto d'avanguardia perché si parla di scienza, di tecnologia, di ingegneria e di matematica, quindi sono le discipline del futuro lavoro dei nostri figli e quindi è un implemento alle loro capacità e al loro modo di guardare a un futuro migliore e si dice proprio che questi progetti, queste discipline
costituiscono un laboratorio che guarda al futuro. Pertanto vedremo oggi nell'ambito di questa presentazione quello che accadrà e siamo veramente contenti, io nella qualità di genitore, di questi progetti approvati al Liceo Scientifico Leonardo, che costituiscono peraltro un grande riconoscimento al lavoro della preside Patrizia Pilato e della squadra di insegnanti di altissimo livello che collabora con lei. Ecco, in che modo partecipate a questo evento di Capitale della Cultura da parte dell'Istituto Leonardo? Con Savatteri Produzioni abbiamo l'onore e il piacere di collaborare con il Liceo Scientifico Leonardo alla scoperta di laboratori che possano permettere di formare gli studenti del liceo attraverso le arti performatiche, il teatro, la parola soprattutto, la cultura che si fa a teatro, il teatro che è cultura, in uno scambio generazionale che permette di arricchirci tutti nel segno della conoscenza, della curiosità e dell'esplorazione. Con la lungimirante preside dottoressa Patrizia Pilato siamo da più di qualche mese coinvolti in un progetto di formazione e l'obiettivo di questo progetto, la scoperta dell'identità, delle colonne portanti, del patrimonio culturale immateriale e materiale del nostro territorio, ci permetterà di approfondire sul solco dei grandi scrittori, dei grandi scienziati, dei grandi pensatori, la possibilità di lanciare messaggi positivi e propositivi ai nostri giovani.